E ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Parliamo di commercio questa sera, siamo in compagnia di Fabio Pillon, presidente dell'Ascom Confcommercio di Pordenone e nuovo presidente, perché lo ricordiamo, dopo la storia quasi trentennale di Alberto Marchiori, da quest'anno è nuovo presidente proprio Fabio Pillon. Allora, buonasera Pillon, grazie per essere con noi questa sera. Io direi partiamo proprio da qui, dai primi mesi di presidenza, insomma, lei faceva già parte della struttura dell'Ascom da molti anni, però insomma adesso è alla guida, ecco, che associazione ha trovato? Grazie a voi. Ho trovato un'associazione di cui io ho fatto parte come vicepresidente insieme al presidente Alberto Marchiori, sicuramente un'ottima associazione strutturata che naturalmente, come tutte diciamo, le cosiddette aziende, associazioni, come tutti i nuclei, hanno bisogno anche di una rivisitazione e di guardare sempre avanti, andare e guardare avanti. Guardare avanti è significato anche, per esempio, impostare con la mia squadra quello che nel programma avevamo stabilito, che era quello di una rivisitazione da parte della struttura, cosa che è in atto, ma che ha trovato anche una problematica non indifferente, che è stata quella della sostituzione del direttore, in quanto Massimo Giordano è andato a lavorare in direzione regionale e quindi tutto questo non è che ci ha trovato completamente impreparati, ma naturalmente ci vuole anche naturalmente il tempo per sostituire, per riassettare, riaggiornare un pochettino l'asset della dipendenza, della presidenza e della direzione dell'associazione, cosa che è stata fatta insieme anche a molte altre cose. Fra l'altro abbiamo anche affrontato un periodo non facilissimo, perché da novembre speravamo di essere usciti o di vedere naturalmente una luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la pandemia. Ci siamo riparzialmente caduti, però la difficoltà onestamente noi l'abbiamo incontrata come settore proprio con l'inizio della guerra a febbraio, che naturalmente è stato un fulmine a ciel sereno non soltanto per il commercio ma per tutta la società e anche la parte politica, che come sappiamo benissimo. Una guerra che ha provocato l'acuirsi, secondo me, di un'azione che era quella della crisi energetica, che già stava minando un po' il sentore, il sentiment delle famiglie. Le famiglie naturalmente si sono trovate spiazzate rispetto a questi aumenti molto elevati, no? Parliamo di 2 volte almeno per quanto riguarda il costo energetico, per non parlare poi della benzina, che è un bene comune, cioè tutti quanti noi lo usiamo usiamo la macchina per andare a lavorare e parzialmente per andare a divertirci, e quindi naturalmente tutto questo ha portato a, secondo me, un impoverimento sia anche in termini prospettivi di fiducia, ma soprattutto in termini monetari per quanto riguarda il bilancio familiare. Sì, è proprio qui, insomma, dobbiamo fare proprio il ragionamento sui prezzi, perché insomma ci siamo accorti tutti, dal supermercato al capo di abbigliamento, insomma, se parliamo di terziario, ai servizi anche che vengono dati, pensiamo alle spiagge, insomma, il carro ombrellone e tutto il resto, ecco, tutto è aumentato così tanto, l'inflazione ha raggiunto, insomma, livelli al 6%, questo sicuramente non aiuta il commercio, ecco, come guardate a questo momento? Con preoccupazione, immagino. Evidentemente io non voglio fare la persona di parte, però è logico che anche le aziende sono fatte di persone, quindi si ritrovano con degli aumenti non indifferenti, e per quanto è possibile si cerca di mantenere, perché sappiamo benissimo nel nostro sentiment imprenditore che l'aumento in un momento in cui non bisogna aumentare è particolarmente sconveniente, ma è anche un dato di fatto che i trasporti, per esempio delle materie prime, le materie prime e comunque anche il fatto di non trovare comunque adeguata risposta in termini lavorativi, mi riferisco naturalmente a tutte le persone che stanno cercando lavoro e che in questo momento si fa estremamente fatica a trovare, inevitabilmente hanno portato a dei rincari, a degli aumenti che, ribadisco, sono un volano molto pericoloso e molto preoccupante, proprio per il ragionamento che facevo prima, che è quello del portafoglio delle famiglie che si è assottigliato.
Da questo punto di vista, insomma, so che il dialogo con il governo da parte di Confcommercio è sempre attivo. Un primo rimedio è stato posto, insomma, sui carburanti con il taglio delle accise, che però vediamo ha funzionato fino a un certo punto perché adesso i prezzi stanno ritornando su. Ecco, da questo punto di vista che cosa chiedete allo Stato come aiuto per tamponare questa situazione? Ma sui carburanti siamo tornati punto a capo, eravamo a 2 euro, siamo andati a 2,10, abbiamo abbassato o hanno abbassato di 30 e stiamo ritornando a 2,10, quindi diciamo svanito l'effetto dei 30 centesimi, sarà necessario un altro intervento, ma probabilmente ci vuole anche una politica energetica, un piano energetico che guardi un pochettino anche un po' più in là, tenendo conto del contingente che è assolutamente un momento da affrontare. Noi chiediamo, secondo me, una politica fiscale da rivedere, non c'è nulla da fare. È l'unico sistema, forse shock, forse sicuramente più difficile, probabilmente sì, però come sul costo del lavoro, come sul discorso del sistema fiscale, io non vedo alternativa che quella di affrontare seriamente con una riduzione delle tasse. Il caro energia pesa in modo particolare non solo per chi produce, ma anche insomma, i tanti negozi. Adesso arriva l'estate, i condizionatori saranno accesi perché i clienti giustamente vogliono entrare in un posto fresco. Ecco, come si riuscirà a gestire anche questa situazione? Sì, perché questo naturalmente è a tutto carico dell'imprenditore, dell'impresa, giustamente, che deve fornire servizio alla clientela. È una problematica non indifferente, io so, si cercherà di stare un po' attenti nel cercare di fornire il massimo servizio con il minimo costo, sì, in questo gli imprenditori sono molto bravi, però non può essere lasciato così solo alla personale bravura, ma ci deve essere, come dicevo, un intervento pragmatico, forte e soprattutto esecutivo nell'immediato, perché altrimenti molte imprese andranno seriamente in difficoltà. Sempre sul fronte dei prezzi, il commercio è fatto insomma, di grande distribuzione del piccolo commerciante, ecco, c'è il rischio che questa differenza diventi ancora più ampia proprio per il costo, perché poi alla fine uno va a guardare quanto costa il pane, quanto costa il latte, quanto costa il vestito e quindi si tende magari ad andare di più sulla grande distribuzione che può permettersi acquisti insomma, in stock maggiori e quindi insomma, magari il piccolo negozio soffrirà anche di questo. Anche questa è una problematica di sicuro e io su questo sono un po' antesignano, ribadisco che ci vorrebbe una correttezza che preveda una revisione o diciamo anche forse un'applicazione della legge sul sottocosto che naturalmente in Italia è sempre stata un po' così diciamo aggirata e mai affrontata in termini seri, però il problema del sottocosto è il vero problema per cui la grande distribuzione può fare la differenza rispetto È logico che dal punto di vista del consumatore è più che legittimo scegliere un prodotto che costa meno rispetto a uno che costa di più a parità, però bisognerebbe andare a vedere realmente la problematica dove sta. È un po', mi scuso, è come un po' il problema di Amazon. Il problema di Amazon non è chi vende su Amazon o Amazon, sono le regole del commercio che dovrebbero essere un po' uguali per tutta e per tutti e quindi la vera problematica è questa qua. Al legislatore naturalmente l'ardua sentenza, ma vedo che anche in termini europei è molto difficile affrontare questa cosa, però il vero vulnus del problema secondo me sta qua. Grazie al Presidente Pillon, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché parliamo ancora di commercio, di ripartenza di turismo a tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Fabio Pillon, presidente di Ascom Confcommercio di Pordenone, proprio per parlare del terziario. Abbiamo toccato un po' i problemi nella prima parte di trasmissione, insomma le ricadute della guerra, della pandemia, insomma parliamo anche di cose un po' più positive, cioè la ripartenza, perché insomma questa dovrebbe essere un'estate, insomma i segnali ci sono già stati, dove non ci dimentichiamo del Covid, però lo lasciamo leggermente da parte e ritorniamo a una vita un po' più normale anche dal punto di vista dei consumi e degli affari.
Assolutamente sono d'accordo, il bicchiere non può essere solo mezzo vuoto, ma deve essere assolutamente mezzo pieno e bisogna alzare l'asticella del pieno. La nostra attenzione è quella proprio di partire dalle problematiche per arrivare a trovare delle soluzioni per affrontare assolutamente in meglio e soprattutto con uno spirito più positivo e costruttivo il momento economico attuale. Sicuramente io sono molto contento perché l'aspetto turistico sicuramente quest'anno avrà un'evoluzione naturalmente in positivo. C'è voglia da parte della gente di uscire dopo 2 anni da una costrizione a una cosiddetta libertà, quindi praticamente la visita alle città d'arte, alle montagne e al mare sicuramente saranno il primo obiettivo da parte della gente. Resta anche da sviluppare, secondo me, una parte dei centri cittadini, dei nostri paesi, delle nostre città, ma vedo che anche in questo c'è un bel fermento e un bel fervore da parte non solo dell'amministrazione ma anche degli stessi operatori per ricostruire quello che erano i momenti di iniziativa all'interno di ogni comune. Mi riferisco per esempio, non so, a Pordenone sotto le stelle, piuttosto che la manifestazione culinaria, piuttosto che a tutte quelle attenzioni che ogni territorio mette per far sì di essere attrattivo per un nuovo commercio. Ci riusciremo? Sicuramente le attrazioni diciamo ci saranno, la capacità di spesa io spero che alla fin fine possa ritornare ad essere un po' più equilibrata e quindi sicuramente ci attendiamo un'estate più che positiva. Ecco, visto che ha toccato il tema degli eventi, c'è molta attesa per capire se Incontriamoci a Pordenone potrà ritornare a essere un evento che anima la città. Chiaramente cade in un momento ad ottobre in cui di solito i dati Covid, soprattutto negli ultimi anni, sono ritornati su. C'è questa possibilità, ci state ragionando, poi naturalmente bisognerà vedere anche quella che è la situazione sanitaria al momento. Che è quella che comanda, ma noi naturalmente non possiamo farci trovare impreparati, per cui sicuramente l'associazione non solo su Pordenone ma anche su altre manifestazioni sta lavorando per essere pronta a dare la risposta in proposito. Naturalmente tenendo sempre in considerazione il discorso della situazione sanitaria che speriamo però che possa essere definita in una maniera un po' più blanda e quindi che ci permetta di mantenere queste libertà e questa libertà che abbiamo ottenuto in questo periodo, in questi ultimi mesi. Intanto avete già lanciato altri eventi, la Perifipe è un evento che è andato molto bene, insomma proprio recentemente per quanto riguarda il settore dei bar, dei ristoranti, ecco, positiva da ripetere questa iniziativa. Sì, sorrido perché sono stati molto bravi il presidente dei bar e quello dei ristoranti, Cadamuro e Dalmas, che con una invenzione hanno organizzato attraverso gli uffici naturalmente un bel momento un po' anche anomalo se vogliamo, non era una cosa formale, non era una cosa istituzionalmente perfetta, ma era un momento di incontro fra tutti gli operatori iscritti e non, e questo vorrei sottolinearlo, proprio per avvicinarli e avvicinarsi al mondo dell'associazione attraverso anche la presentazione dei suoi servizi, anche se è stato fatto attraverso un momento così piacevolmente coinvolgente come quello dell'aperitivo accompagnato dalla musica e attraverso anche la disponibilità degli sponsor che hanno messo a disposizione la possibilità di creare questa serata. Molto carino, fra l'altro mi pare che ci sia la voglia anche di ripresentarlo e può essere anche di buon auspicio per altri settori merceologici che potranno usufruire di questa bella idea. Sì, ci spostiamo in montagna, vivi la montagna con Maniago, anche lì insomma per dare impulso a tutto questo territorio, soprattutto adesso che arriva l'estate, insomma un'iniziativa importante anche questa. Come associazione noi abbiamo 6 mandamenti, Maniago sicuramente è uno dei mandamenti più attivi e anche attraverso il suo presidente che è molto vulcanico su queste cose e mette in atto diverse iniziative e questa sarà un attimino il rilancio, fra l'altro
proprio anche aspettando la nuova amministrazione a Maniago, e quindi naturalmente tutto questo porterà, speriamo, anche una presenza importante da parte di visitatori e quindi di clienti anche per tutto il mondo e l'indotto del mandamento di Maniago. Abbiamo detto che c'è molta aspettativa sul turismo, c'è però questo problema, lo accennava prima, di trovare anche le persone, gli stagionali, i camerieri, i baristi, insomma tutto il mondo del turismo fatica a trovare persone. Questo rischia di compromettere un po' il trend positivo, insomma, di questi mesi? Può essere una grossa problematica. Noi abbiamo aderito come associazione anche all'iniziativa fatta assieme alle categorie con la prefettura per quanto riguarda a dare ascolto e un'attenzione anche ai profughi ucraini per cercare loro e trovare loro eventuale possibilità di lavoro. Siamo assolutamente a disposizione su questo. Anche qua però bisogna essere molto chiari, è un problema strutturale, bisogna affrontarlo come problema strutturale e non come un sistema a spot. Mi scuseranno gli ascoltatori per questo termine non proprio correttissimo, però ci vuole un'azione strutturale da parte delle. Personalmente l'aspetto dei giovani che non possono più avvicinarsi al nostro mondo forse magari è da rivedere con le dovute cautele, con le dovute cose, però diamo la possibilità ai giovani di avvicinare e di creare magari qualche possibilità economicamente vantaggiosa per loro in maniera da poter anche risolvere determinate cose. Perché un po' la diatriba è questa: da una parte c'è chi dice i ragazzi non hanno voglia tanto di lavorare, soprattutto il sabato e la domenica, dall'altra rispondono, beh, ma insomma gli stipendi, sì, ma gli stipendi magari sono quelli che sono, pagateci di più, insomma lei come la vede? Bisogna trovare una giusta misura? Ma guardi, esatto, bisogna ritrovare un equilibrio, bisogna arrivare a una discussione veloce, per quello dico che il problema c'è e va affrontato sicuramente con i sindacati, con la parte datoriale e naturalmente con la parte legislativa che deve fare o potrà fare la sua parte, però secondo me è un problema, noi abbiamo il vizio di arrivare sempre al dunque impreparati, questo non giova sicuramente, ma non soltanto alle imprese, a tutta la nazione, a tutto il sistema sociale che non può vivere di situazioni sempre di precarietà. Per quanto riguarda, e questo è un altro tema molto importante, i distretti del commercio stanno cominciando a prendere piede, insomma la Regione li sta illustrando, insomma c'è questo dialogo continuo, insomma a che punto siamo e che benefici porteranno. Sì, beh, come associazione io ricordo che i distretti del commercio nascono naturalmente soprattutto per una spinta molto molto forte da parte del presidente Alberto Marchiori con il direttore Giordano e l'attuale dottor Luca Penna, direttore dell'Ascom adesso, e abbiamo sollecitato la Regione affinché nella legge 3 sviluppo impresa potesse esserci appunto una parte dedicata ai distretti del commercio che dovevano servire per un eventuale rilancio e un'attenzione principale del commercio. Ribadisco, non del turismo ma del commercio, che naturalmente dopo viene agganciato. E proprio attraverso il presidente Marchiori e attraverso Sviluppo e Territorio sono state portate avanti queste tematiche. L'associazione insieme con l'associazione proprio ha continuato a portare avanti un percorso di questi distretti del commercio. Perché faccio questa sottolineatura? Perché praticamente abbiamo dovuto correre in questi mesi per la creazione di questi distretti del commercio. Io parlo naturalmente della mia provincia, anche se anche altre province hanno naturalmente, o altre città hanno naturalmente sviluppato per conto loro questo discorso, e in provincia di Pordenone o ex provincia abbiamo costituito 6 distretti del commercio che sono i distretti un pochettino analoghi e inerenti al discorso dei mandamenti. Quindi mi riferisco a Sacile come capoluogo, a Maniago, a Spilimbergo, a San Vito al Tagliamento, a Azzano e a Pordenone. Con queste
questa creazione di questi distretti, questa imbragatura dei distretti, naturalmente c'è la possibilità di creare una certa progettazione di massima da presentare alla Regione affinché questa poi metta concretamente a disposizione dei fondi per far sì che i distretti, non dico da settembre-ottobre, forse un po' utopistico, ma dal 2023 possano trovare inizio per quanto riguarda la loro realizzazione. Fondamentale qui anche la collaborazione con le amministrazioni comunali, con i sindaci, insomma il dialogo credo che sia costante. Sì, assolutamente, non solo con le amministrazioni ma addirittura anche con l'ANCI che ci vede e ci ha riconosciuto protagonisti in questo ragionamento. Ricordo che nei distretti c'è anche la partnership fra Comune, Confcommercio e Confcooperative per quanto riguarda proprio la creazione e l'individuazione appunto di questi distretti del commercio. Ma devo dire che i comuni hanno risposto in maniera precisa tutti quanti, probabilmente perché hanno capito o intravedono un'opportunità per il rilancio non solo dei centri cittadini ma proprio del sistema commercio che comunque nei vari comuni ha qualche problematica, chiamiamola così, qualche difficoltà. Sì, insomma, siamo quasi in chiusura, tocchiamo proprio il tema dei centri commerciali, centri naturali, insomma. Basta fare un giro per Pordenone e si vede che purtroppo anche lì le serrande spesso si abbassano anche nei corsi, che erano quelli insomma, dove diciamo, il commercio andava per la maggiore. Un problema di affitti, ci sono anche molte risorse, avete vinto molti bandi importanti, ecco, come rilanciare il centro storico? Allora, nei distretti del commercio c'è una grande parte in questo, proprio perché c'è in primo una mappatura dei locali sfitti, che è una cosa molto importante che serve semplicemente non semplicemente per individuare la mappatura proprio, o la quantità dei locali, ma proprio per dare l'opportunità di conoscere realmente quanti, quali e anche in che maniera eventualmente si può intervenire. Su questo nella legge regionale c'è anche previsto che qualora il comune intervenga a favore del proprietario attraverso l'abbattimento della tassa e questo si impegni a una riduzione di affitto, lo stesso comune dalla regione possa trovare uno storno del 50% su questa iniziativa. Questa va fatta anche su aree un po' diciamo disagiate per quanto riguarda oppure individuate fragili all'interno della comunità e questo naturalmente può essere uno dei segnali. Parlare poi di abbattimenti di tasse ereditari o cose sono sicuramente importanti ma secondo me non completamente significative. Ci vuole proprio una politica di recupero di gente in centro, mi permetta proprio questa terminologia, perché attraverso il numero dei visitatori sicuramente il negoziante o il bar, il locale può naturalmente trovare giovamento per il sistema d'impresa. Mi riallaccio, comunque l'abbattimento delle tasse, ma questo a livello nazionale, è assolutamente necessario e strategico per arrivare a queste soluzioni. Grazie allora al Presidente Pillon per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, è stato un piacere, un saluto ai telespettatori. Grazie, finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito, buona serata.